Bene, eccoci insieme anche oggi. La puntata avremmo potuto titolarla C'è chi dice no, o forse anche l'abbiamo fatto, non lo ricordo, ma con noi c'è Luca Piovan, che è una figura molto conosciuta, insomma, della ristorazione mestrina, è uno dei cosiddetti Dai Rossi, titolari di pizzerie, lui con i suoi fratelli, poi insomma, le vicende della vita hanno portato a scelte professionali diverse, ma il motivo dell'invito è che ha avuto il coraggio, l'incoscienza, la scommessa, la casualità, insomma, di aprire un locale nuovo in piena pandemia, cioè nel luglio dello scorso anno. Fu passata, diciamo, comunque la prima fase, ma insomma, allora come adesso ancora in una fase di grande incertezza. È stata, voglio dire, una scommessa vera e propria o è stata la casualità? Cioè era una scelta che doveva essere fatta, ormai la strada era avviata ed è arrivato il Covid. Sì, no, è stata una scommessa, sicuramente è una scelta, vedendo quello che sta succedendo, azzardata, però devo dire che il tutto è nato i primi dell'anno, quando ancora il Covid non spaventava e la pandemia non c'era come adesso, e ci siamo accordati io e i miei fratelli, che sono i proprietari del fondo, e ho deciso di aprire questo locale che ho preso in affitto sempre dai miei familiari, non sapendo quello che succede, ecco, attualmente. Però ci credo e mi impegno al massimo. E tutto questo è iniziato a gennaio, a febbraio abbiamo iniziato a fare tutte le carte e a marzo sono iniziati i lavori, il 2 marzo. L'8 marzo c'è stata la normativa italiana di chiusura totale dei pubblici esercizi e abbiamo dovuto adattarci. I lavori sono iniziati di restauro e il 1° luglio abbiamo aperto. L'apertura è andata anzi bene, il seguito di clienti è stato buono, però dopo un po' scemato, perché devo dire che le persone hanno paura dei luoghi chiusi, degli assembramenti, e spero che questo almeno finisca per l'inizio del prossimo anno, ecco, perché ci credo, io e i miei familiari ci stiamo impegnando al massimo. Abbiamo anche un altro locale a Mestre che ha una storicità più importante, sì, dei Rossi, si chiama Rusto Pub dal 2013. Ecco, il nuovo locale invece si chiama Tribeca, è nella zona della Gazzera a Mestre. Tribeca è l'acronimo di Triangle Below Canal Street, un celebre quartiere di Lower Manhattan a New York, famoso per l'arte, la cultura e il buon cibo. Ecco, avendolo visitato, è un locale raffinato, però anche grande. Come riuscite a far quadrare i conti in questo momento così particolare? Non è facile, devo dire che i miei familiari mi hanno messo in grado di poter partire abbastanza con dei costi contenuti e li ringrazio i miei familiari, i miei fratelli, i miei genitori, mio padre non c'è più purtroppo, tutta la mia famiglia e anche i miei suoceri che mi hanno dato una mano per molti anni. Ripeto, a livello finanziario è dura, però ci credo e aspetto tempi migliori. Abbiamo ridotto leggermente il personale, comunque si lavora molto bene il fine settimana, durante la settimana c'è poca affluenza, ma speriamo che aumenti. Certo che le normative del Covid, anti-assembramento, non ci rendono facile il lavoro, perché ci danno delle limitazioni negli orari serali, specialmente sul tardi, che era è stato il nostro approccio verso la clientela aprendo un nuovo locale. La chiusura a mezzanotte può creare problemi? Ma non troppo, direi, però li creerà un po', perché hanno vietato, adesso con le normative, l'ultimo decreto ministeriale, hanno vietato gli eventi sportivi amatoriali, dunque i calcetti, le palestre. Cioè più che l'orario avete perso, diciamo, quel tipo di clientela che andava
in palestra o a sì, fare la partita con gli amici e poi si fermava che a mangiare poteva venire boccone. sul tardi a mangiare qualcosina e ritrovarsi tra amici, parlare attorno al bancone, anche perché la ristrutturazione abbiamo fatto un bel banco grande con tutti i seggioloni che adesso naturalmente sono distanziati rispettando il metro e aspettiamo, ripeto, tempi migliori per sfruttarlo al meglio. Lei opera in questo settore da tanti anni. C'è veramente un flusso di persone così importante dopo la mezzanotte? Oppure i suoi colleghi che protestano un po' gridare al lupo al lupo? No, devo dire che la nostra clientela, che ci siamo portati avanti ormai da 40 anni, non è una clientela notturna. Ma esiste una clientela notturna così importante? No, devo dire che a In Mestre, genere, non sto dicendo per... a Mestre almeno no. Sono pochissimi locali che tengono aperti dopo mezzanotte. Si possono contare, penso, su un palmo di una mano. Ecco. Non è un problema quello, penso. Prima ricorsa nelle sue parole spesso il termine famiglia. La vostra deve essere una bella storia di famiglia. Quanto conta ed è contato, insomma, nella sua carriera professionale? Ma devo dire che devo tutto alla mia famiglia perché innanzitutto a livello finanziario i miei genitori ci hanno aiutato per aprire il locale nel 1980 assieme ai miei fratelli. E dunque se non ci fossero stati loro avremmo dovuto o lavorare per qualche anno per mettere via dei soldi o se no farci aiutare dalle banche. Questo non è successo perché per fortuna abbiamo avuto questo aiuto. E dopo anche nel proseguo degli anni ci hanno aiutato anche come a livello lavorativo. Era un'impresa familiare, dopo con gli anni ci siamo sviluppati, abbiamo ampliato locale, il primo locale che avevamo a Mestre, che si chiamava Pizzeria dei Rossi, che adesso è Risto Pub, e dopo anche nelle strutture alberghiere che ho lavorato con mia moglie ho sempre avuto aiuti da parte dei miei familiari, anche a spot e anche... Voi siete 4 fratelli. Siamo 4 fratelli, sì. Qual è il segreto per andare d'accordo? Perché immagino che insomma, nell'arco della vita abbiate anche avuto delle occasioni per idee diverse. Avere gli stessi obiettivi, penso, e rispetto reciproco e non aver troppa fama di protagonismo, penso. Ecco. La famiglia le ha dato una mano. In questo periodo di Covid avete avuto anche aiuti dallo Stato? Sì, sì, per fortuna sì, e se no devo dire la verità che la ristrutturazione alla Gazzera del Tribeca non sarei riuscito a farla perché avevo già in mente di aiutarmi col locale che esiste a Mestre ormai da tanti anni e che funzionava molto meglio prima del Covid di adesso. E invece questo è tutto saltato in base alle normative e al calo di lavoro. Dunque ho avuto per fortuna un prestito da una grossa banca italiana e che ringrazio sempre. Ma, voglio dire, è il lavoro della banca quello. È il lavoro della banca, però... ha avuto qualche aiuto, agevolazione, non so come dire. Sì, ho avuto un prestito che un'altra banca non mi è stato dato, ma non per negligenza mia, perché ci sono delle banche più strutturate e altre meno, devo dire che mi sono accorto che... Però in questo lo Stato non c'entra nulla, credo. Lo Stato no, no, è solo una interpretazione delle norme che certe banche si sono messe a disposizione dello Stato e altre banche no. Prima abbiamo parlato del fatto che si è ridotta la clientela. È anche cambiato il modo del cliente di stare al ristorante? Ma devo dire poco, certo che abbiamo richieste sia a Mestre che alla Gazzera nei 2 locali che gestisco assieme a mia moglie con l'aiuto di mia figlia, abbiamo richieste di ottemperanza delle distanze che noi le abbiamo sempre attuate fin dall'inizio, dunque il metro, i lavoratori nostri hanno tutti la mascherina sia in sala che in cucina, e il cliente bisogna metterlo in condizione di entrare in un locale dove vengono rispettate le norme di sicurezza. Però mi sono accorto che la gente quando prenota chiede sempre il rigore delle distanze, il tavolo più isolato di altri e questo li capisco, però la vita va avanti, bisogna pensare anche che uscire la sera fa parte
della nostra socialità, perché se ci chiudiamo a guscio non ci fa bene a livello anche mentale. Rispetto alla clientela, quanta è la percentuale di coloro che prenotano? Adesso... Io per esempio sono uno che francamente non ci pensava mai a prenotare, perché è sempre stato bello entrare in un locale e sedersi, se c'è il posto. Sì, la normativa Covid dà l'obbligo della prenotazione, difatti sì? noi per 14 giorni siamo costretti nel libro prenotazione, nel computer, di segnare il numero telefonico, perché se c'è un problema di positività o di contatti. Quindi uno non può entrare all'ultimo momento? No, può entrare, però bisogna segnarlo nel libro. Sì, sì, pensavo sia diventato fuori no, legge. le porte sono aperte a tutti, per fortuna. Chi è che è più attento alle distanze di sicurezza? L'uomo o la donna, voglio dire, nell'ambito della famiglia, i figli? Ma è un po', devo dire che non ci sono grosse differenze. Probabilmente i giovani sono quelli che usano un po' meno la mascherina, forse, ma no. No, direi che invece certe persone per cultura sono un po' leggere, ma li mettiamo subito in riga quando entrano, perché è un rischio per tutti, per noi che ci lavoriamo dentro e anche per le sanzioni che ci sono. Insomma non rinuncia al rinuncia. ruolo dello sceriffo, come qualcuno lo interpreta in maniera un po'... No, bisogna con tutti i dovuti crismi fargli capire che fa parte del nostro lavoro, bisogna rispettare noi e anche le persone, gli avventori del locale. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie a Luca Piovan, ristoratore di Mestre, titolare del Tribeca, questo locale che è stato aperto in piena pandemia con un gesto, devo dire, di grande coraggio imprenditoriale ed anche una scommessa che per ora insomma, si sta vincendo. Sì. Teniamo con buon ottimismo teniamo duro. Teniamo duro. Grazie, buon lavoro. Grazie. A voi alla prossima.